Ha fatto rumore una recente sentenza della Corte Costituzionale sull'utilizzo improprio di risorse nazionali che, assegnate per il ripiano ai debiti dei fornitori, sarebbero state invece utilizzate per la spesa corrente. Vengono chiamate ai chiarimenti tutte le regioni italiane, anche se il problema della contabilizzazione giudicata non corretta di anticipazioni di liquidità coinvolge al momento solo la regione Piemonte. Non ci riguarda, però ricordiamo che lo Stato ci ha prestato i soldi nostri, che ha lì bloccati, ci ha messo anche un bel tasso di interesse sopra per pagare i debiti dei nostri fornitori. Noi lo abbiamo fatto, forse qualcun altro non lo ha fatto altre cose, altri investimenti e quindi oggi viene chiamato a pagare e a rispondere. Una polemica destinata però a trascinarsi come la contrapposizione tra governo e enti che si trovano ad aumentare di fatto le tasse sul territorio. Se Roma le abbassa, gli enti locali vengono di fatto costretti ad alzarle, secondo il Presidente. Tra qualche mese, tra qualche anno il governo dirà che ha contratto la pressione fiscale a livello nazionale, ma si dimenticherà di dire che avrà costretto tutti gli enti locali a inventarsi tasse di ogni genere per far quadrare i bilanci. Noi non lo faremo, però voglio ricordare che ci sono già regioni con l'IRPEF messa al massimo, con i ticket regionali della sanità, noi non li applichiamo, applichiamo solo quelli governativi, piuttosto con le accise. Cose che da noi non si fanno, però alla fine il cittadino pagherà sempre il conto. La vicenda solleva però perplessità concrete sulla capacità delle regioni di essere davvero presenti, tutte. Noi siamo presenti e diamo anche tanto fastidio, questo lo si è capito. È altrettanto vero che se si crede nel federalismo un livello intermedio di governo nel territorio ci deve essere, è la regione, come accade in Germania dove tu hai il Länder, ad esempio la Baviera esiste proprio perché c'è il federalismo. Se decidi di non voler avere uno Stato federalista, allora chiudi le regioni, chiudi tutto e decidi tutto a Roma. Quelle stesse regioni che dovrebbero avere un ruolo, eppure importante all'interno del Senato federale. Se da un lato si attaccano le regioni, dall'altro si fa il Senato federale che è la Camera tipica degli Stati dove c'è un federalismo reale e debbono sostanzialmente mettersi d'accordo con se stessi, o una cosa o l'altra. Noi comunque la battaglia la facciamo per l'autonomia dei nostri territori.